Pare che la burocrazia voglia, diciamo, porre dei cosiddetti granelli di sabbia nel meccanismo del referendum sull'autonomia di Mestre e Venezia. Noi come Movimento 5 Stelle siamo andati in delegazione dal commissario Zappalorto per esprimere le nostre idee. Abbiamo detto che assolutamente il referendum deve essere svolto perché ci sono tutti i requisiti per lo svolgimento. La preoccupazione dei militanti a 5 Stelle dopo le indiscrezioni sul parere del commissario, che vedrebbe sollevare alcuni problemi di compatibilità con la legge sulla città metropolitana. Sciocchezze, ribattono i grillini, la possibilità dei referendum sulla separazione è prevista dalla Costituzione. Poi abbiamo detto al commissario Zappalorto di non indugiare, cioè di esprimere subito, il prima possibile, il suo parere, che è un parere assolutamente consultivo e che non deve andare sul merito anche del quesito, perché il commissario prefettizio è un organo tecnico e provvisorio, quindi non può esprimere valutazioni di tipo storico, politico e culturale su quello che è il sentire della città. Non abbiamo preso posizione a favore del sì o del no, ricordano i pentastellati, ma perché si dia la parola ai cittadini. La decisione spetta a loro e non a chi da troppo tempo manovra in modo discutibile le leve della politica. Il timore per molti in città è quello che succeda come è successo, quanto è successo nel 2000, quando Cacciari ha spostato, ha fatto pressione per spostare la data del referendum a dopo le elezioni e poi con l'amministrazione in mano il centro-sinistra ha fatto di tutto perché non si raggiungesse il numero, il quorum, insomma, dei votanti.